Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di un industriale che ha caratterizzato la storia economica non solo del Veneto ma dell'intero nostro paese. A 40 anni dalla sua scomparsa, figlie e nipoti hanno voluto dedicargli un libro che racconta la storia dell'uomo, dell'industriale e anche la storia economica, come vi dicevo, del nostro paese. Sto parlando di Giulio Pagnossin, è qui con me, ho la figlia Valeria Pagnossin, buongiorno e benvenuta, e la nipote Giulia Maria Dotto Pagnossin. Buongiorno. Iniziamo da Giulia Maria, che è un po' stata l'artefice, credo, no? Di questa voglia di conoscere il nonno, che non ha conosciuto personalmente, però attraverso i racconti della mamma, della zia, ma anche attraverso proprio una ricerca storica, filologica della sua attività. Chi era Giulio Pagnossin? Allora, Giulio Pagnossin, oltre ad essere veramente il mio super nonno, che purtroppo non ho conosciuto, come dicevi bene tu, io lo vivo dei ricordi, in realtà non della mia famiglia, ma proprio delle persone che lo hanno vissuto in ambiti diversi, principalmente quello aziendale, ma in diversi ambiti della sua vita. E proprio queste testimonianze, che ricordi, ma molto vivi, molto sentiti soprattutto, in un mondo come viviamo tuttora, che veramente siamo pieni di tutto. Questo sentire le testimonianze è stata la cosa più bella che, diciamo, mi ha accompagnato in tutta la mia vita, da sempre, fin da quando sono piccolina. E adesso, siamo arrivati a celebrare i 40 anni quasi della sua scomparsa. Abbiamo proprio deciso di raccontare la sua storia, seppur breve purtroppo, in questo libro, e quindi raccontare quella che è stata la figura sicuramente di un imprenditore illuminato, che ha cercato veramente di creare una realtà aziendale ai massimi livelli, ma anche una persona comunque di grande valore umano nei confronti, diciamo, delle persone che gli stavano attorno. Valeria, tuo papà chi era? Io ho vissuto mio papà quando ero piccola, perché l'ho perso che avevo 14 anni, quindi in realtà, però io me lo ricordo i viaggi, perché credo che lui ci ha portato in Canada, perché così da imprenditore illuminato qual era, aveva già una mezza idea di trasferire l'azienda anche lì, perché comunque il Canada è sempre stato un paese in espansione. Siamo andati a vedere le Olimpiadi, cioè ci ha coccolato in tutti i modi, seppur per un breve periodo, per quello che ho vissuto io. Però capivo che era una persona che aveva un'intelligenza tecnica nel suo lavoro, ma anche un'intelligenza nell'affrontare le cose con la famiglia, perché poi io ero abbastanza terribile, infatti io non ho vissuto tantissimo quello che invece mia sorella ha vissuto, perché io ero sempre in castigo, perché poi alla fine rispondi, sì, poi insomma ero un po' così da buona Gemelli, qual è il mio carattere, però insomma era un gran papà. Credo che sia stato, sì, proprio un gran papà, anche così ogni tanto con mia sorella, che ha qualche anno più di me, ci siamo confrontate, perché questo libro ci ha portato anche a questo, no? A confrontare un po' quello che sapevamo del nostro papà e di questa ricerca delle foto, delle conoscenze, del sentito dire delle altre. Ho ricostruito anch'io un po' il papà, perché non solo il nonno. Sono stati i nipoti che hanno fatto questa richiesta di riconoscere il nonno? Devo dire che Giulia Maria è stata brava, perché ha dato, allora un anno fa era nata questa cosa, poi io ho detto ma no, ma sai, noi siamo sempre state un po' così, non gelose, ma siamo sempre state un po' dietro i riflettori. E poi, sì, che Giulio Pagnossin è un nome che fa parte dei grandi industriali di quegli anni. Non è hai ragione, però che poi si diceva anche prima fuori onda, gli imprenditori del nord-est, la mitica locomotiva degli anni 90 non ce ne vogliano, però hanno delle caratteristiche un po' diverse, no, dagli industriali degli anni 60 e 70. Sicuramente sì. Però fa parte un po' del nostro carattere, infatti anche con Giulia Maria lei diceva appunto non ha sentito parlare tanto del nonno da noi, perché noi ce lo siamo sempre un po' tenuti in serbo questa cosa, e forse anche
Per gelosia o per discrezione? Forse per tenere, forse anche per dolore, no? Perché poi è così, nel senso che poi ci sono i tempi maturi anche per quello, no? Per farlo riemergere, perché questa è stata una cosa talmente veloce che poi dopo non se n'è più parlato. Mia mamma ha preso in mano l'azienda, per cui dopo travolti da mille vicissitudini e non ne abbiamo più parlato, e questa è stata l'occasione giusta. E in questo devo dire che Giulia Maria ha spinto l'acceleratore come faceva il papà nelle sue cose, e abbiamo detto ma sì dai, facciamolo. Quindi abbiamo spinto anche mia mamma, quindi la sua nonna, mia sorella, tutti alla ricerca. Abbiamo messo in moto tutto un intreccio di conoscenze, di cose che hanno permesso poi di creare questa cosa bella che è per il papà, insomma. Giulia Maria, tu percepivi, no, probabilmente questa discrezione, anche questa grande famiglia che si è trovata all'improvviso senza il capo d'industria a dover magari affrontare anche una gestione di un'azienda che non era nelle proprie previsioni. Ecco, è per questo che hai spinto, no, per ricostruire un po' la figura dell'uomo, dell'industriale, ma al contempo anche per dare un tributo alle tue zie e a tua nonna? Ma sì, io è una cosa proprio che in realtà, come un po' tutti i passi della mia vita, perché veramente tutti i miei passi l'ho fatto in maniera molto istintiva, quindi senza pensarci, l'ho solo stata trasportata dal cuore. E quando ho saputo che poteva esserci l'opportunità con una persona che comunque ha vissuto quegli anni, non ci ho proprio pensato due volte. Ho preso mio fratello, che appunto condividiamo una realtà imprenditoriale assieme, e ho detto facciamolo. E poi sono andata avanti perché proprio lo sentivo. Sono cresciuta appunto sempre con questa sottile, diciamo, non dire, non parlare, tantissime cose le ho scoperte proprio raccogliendo i materiali. Questa è stata una cosa bellissima, perché raccogliendo le fotografie o le testimonianze ho potuto scoprire tante cose che non sapevo, e questo è stato quello proprio che mi ha trascinato, non il volere mettere in evidenza, ma proprio il ricordare quello che è sicuramente, credo, la mia fonte comunque di traino, perché io credo che comunque in molto rappresento mio nonno, quindi molte parti del mio carattere penso che siano simili a lui, e quindi creare... È vero, Valeria? Sì, è vero, è vero, confermo. Già da quando era piccola, io mi ricordo, io avevo la nonna che era la mamma di mio papà, che è la sua nonna, insomma la sua bisnonna, che è mancata a quasi 101 anni. E quindi l'abbiamo vissuta intensamente. E lei aveva 5 anni, metteva già l'allarme di casa. Noi si usava ogni domenica uscire a colazione con la nonna, perché la nonna non voleva stare a casa, perché insomma era anche viziatella, perché ha avuto tanti... Ecco, parliamo di industriali, non esatto, parliamo sì, di... quindi, ripeto, prima da suo marito, poi da mio papà, insomma, poi dopo noi le siamo sempre stati vicino, loro anche, quindi di domenica si usciva con lei a colazione, e lei metteva l'allarme, chiudeva casa, già era alta, così non ci arrivava neanche, però lo voleva fare a tutti i costi, quindi non avevo capito. E poi io, siamo andate tanto in giro, l'ho accompagnata di qua, di là, quindi siamo sempre state molto unite e vicine, ecco. Però del nonno io a lei non ne ho mai parlato, ma perché io a mia volta non ho mai parlato tanto neanche con mia mamma e mie sorelle, quindi questa è stata un'occasione bellissima. Ma la sua scomparsa improvvisa vi ha in qualche modo colpito e vi siete trovate di fronte ad un mondo che non immaginavate dover gestire, oppure è proprio anche la mancanza del ruolo affettivo di questa persona così umana che vi ha tramortito? Io credo, come dici tu, hai toccato entrambe le cose, perché da un certo punto di vista lui pensava di non morire, cioè di farcela, perché poi aveva già avuto un episodio, quindi di riuscire ad esserci sempre. Erano tempi diversi dove comunque non facevi delle programmazioni neanche sulla tua vita, sulle tue cose, quindi mia mamma aveva sempre vissuto con mio papà, però lei era più la parte, facevamo le feste per l'azienda, per il basket, per questo, quindi lui non portava mai l'azienda in casa, quindi si è trovata sicuramente un impero un po' così, insomma, da dover gestire dall'oggi al domani.
E per noi una gran perdita, questo sicuramente, quindi non abbiamo neanche avuto anche perché tempo. alle volte i contesti così importanti sono un doppio peso, perché sì, non ti puoi neanche vivere il dolore magari in maniera discreta, perché ci sono degli obblighi, certo, perché poi bisogna certo. dire anche questo, no? Quando si ha una grande realtà, un gran nome, non è sempre facile, è vero Giulia Maria? Sì, diciamo che infatti io sono un po' cresciuta nonostante non lo portassi nel cognome fino a pochissimo tempo fa, perché io e mio fratello abbiamo proprio l'anno scorso, è stato un anno l'anno scorso che abbiamo voluto dedicare al nonno, perché abbiamo avviato appunto il processo di riconoscimento del secondo cognome, che è arrivato proprio da pochissimo. Questo perché magari qualche malalingua può dire sì, per avere un cognome altisonante? No, proprio perché ci sentivamo di doverlo al nonno, perché comunque con la mamma e la zia il cognome si estinguerebbe e noi ci sentiamo comunque molto insomma, di dovergli qualcosa, e allora abbiamo deciso di farlo in un'età comunque adulta, in quale ormai comunque abbiamo preso la nostra strada e che quindi non serve assolutamente per avere un'etichetta, ma solo per avere un pezzo di cuore, ecco. E questo io sono contenta di averlo fatto adesso e non in passato, che magari quando ero piccolina mi ricordo che mi chiamavano, cioè non so, la Pognosin così, anche se in realtà non lo porto nel nome. No, quindi... era per quello che appunto sì, ti ho fatto questa considerazione. No, infatti abbiamo fatto questa scelta così, avevamo voglia di farlo e l'abbiamo portata avanti insomma, con questo desiderio, ecco, di avere con noi una parte del nonno che sicuramente ci aiuta. Valeria, è stato presentato questo libro, il signor Giulio, a Palazzo del 300 sì, a Treviso, e è stato un tributo della città che forse nemmeno tu ti aspettavi, quanto i Pagnossin abbiano inciso, no, nella storia di Treviso, al di là della storia economica che si diceva del nostro paese. Sì, effettivamente io non mi aspettavo, è stata una cosa bellissima e tutt'oggi qualcuno mi dice: ma come, non me l'hai detto, non mi hai avvisato, non mi hai detto. Noi in realtà non abbiamo fatto, cioè non abbiamo mandato inviti, non abbiamo detto niente a nessuno, se non qualche social o qualche, così per sentire parola. Perciò anche qualcuno che quasi non dico offeso, ma cioè, ci è rimasto male. Io sinceramente, io per prima, perché non mi immaginavo una cosa del genere, tant'è che avevamo paura che non potessero entrare le persone, perché il Palazzo dei 300 quello è una capienza limitata. E dopo qualcuno ha detto: ma io volevo dire anche questo, perché poi sono stati detti aneddoti di cose, ma una marea di persone che gli hanno voluto. Io ho detto: mamma mia, ma cosa ha fatto questo mio papà in realtà in così poco tempo? E ho capito che ha fatto tanto e tanto del bene. Era sicuramente severo, perché lui pretendeva, però dava. E allora forse è anche più facile riuscire a essere severi, e comunque la gente lo ascoltava perché aveva stima, perché seppur sapeva che pretendeva, però poi sapeva che lui corrispondeva qualcosa, cioè, a loro, e quindi se pensi che ci sono state persone che hanno fatto la loro pensione lì, insomma sono tanti anni di lavoro. Dava valore alle risorse umane. Qual è stata la forza di Giulio Pagnossin, imprenditore? Credo proprio questa del valore delle persone, nel senso che per lui la sua famiglia, seppur importantissima, era formata da tutte le persone che facevano parte della sua squadra, e veramente lui si prendeva a cuore, a parte con delle cose bellissime che sono nei ricordi delle persone, tipo non so, la festa della Befana, per dire, piuttosto che quella di Natale, dove lui raccoglieva qualche foto, sì, perché lui raccoglieva tutti i figli dei dipendenti, che ancora ci sono magari adesso i figli dipendenti che sono, insomma, hanno l'età magari della zia così, e se lo ricordano che andavano a bere la cioccolata fumante, perché lui faceva fare tutte le tazze con i nomi personalizzati di ogni bambino,
con questa cioccolata fumante, mia mamma che è una ipergolosa si ricorda, io ricordo ancora la cioccolata, o piuttosto che a Natale questi grandissimi doni, ma poi anche nei confronti dei dipendenti organizzava delle gite aziendali, quindi prendeva un intero aereo per portarli in visita in qualche parte, piuttosto che trovava sempre l'occasione di metterli al centro, questo nell'azienda e anche nelle squadre comunque, perché anche le squadre di basket che avevamo, anche quelle erano tutte una grande famiglia, dopo le partite si andava a mangiare a casa che loro, poi all'epoca non era così scontato che un imprenditore fosse lo sponsor di un'attività sportiva. Questo infatti è sicuramente uno degli elementi che lo contraddistinguono, perché è stato proprio, adesso uno sponsor lo chiede a chiunque, anche il panificio sotto casa, ma con tutto il rispetto, ma in quegli anni... fortuna che ci sono gli sponsor. All'epoca eravamo in un'epoca in cui lo Stato, tra virgolette, magari creando delle illusioni, io parlo con te Valeria perché abbiamo la stessa età, quindi abbiamo vissuto un certo periodo, lo Stato in qualche modo dopo la crisi, l'austerity, perché noi abbiamo vissuto anche quei momenti, però c'è stato dagli anni 60 una sorta di boom, poi una crisi, poi una ripresa del boom fino agli anni 80, effettivamente lo Stato c'era, avevi la percezione che ci fosse, poi piano piano si è iniziato con lo sviluppo proprio dell'imprenditoria a cogliere il privato più parcellizzato, ecco. Poi forse una volta anche le sponsorizzazioni non erano così necessarie come oggi, e quindi alla fine tutto sommato, però lui aveva intravisto anche questo, cioè questo futuro, e quindi lui l'ha fatto più anche per un piacere personale, perché lui era uno sportivo, per cui era sempre in mezzo alla box, alla Formula 1, e quindi gli piaceva. Però è stato un precursore anche in questo, sicuramente. C'è una pubblicità che abbiamo ritrovato, adesso siamo nell'epoca, ormai siamo anche post pubblicità, nel senso che quasi ormai nei giornali si fa anche un po' meno, bellissima, perché c'era questa tavola imbandita, questa ceramica Pagnosin, e con i numeri dei canestri fatti e portati nelle tavole di tutto il mondo, perché i canestri, la pallacanestro, e invece in tutto il mondo con la Formula 1. Questo è bellissimo perché unisce anche i due mondi, che comunque quello aziendale, tra virgolette professionale, quello invece comunque delle sponsorizzazioni del mondo dello sport. Veramente io riguardandolo, l'ho portata anche infatti a vedere in ufficio ai miei ragazzi, ho detto guardate che esempio, che adesso noi non ci rendiamo neanche conto, ma comunque parliamo veramente di un'epoca dove erano proprio le primissime pubblicità, le primissime, diciamo, iniziative che venivano realizzate di questo tipo, quindi sicuramente è molto bello vedere questo contrasto di visione, però attualissima in realtà. Quindi... Come hai iniziato tuo papà? Come? Hai iniziato l'attività imprenditoriale, perché proprio la ceramica? Perché ha iniziato il nonno che aveva i bacchi da seta, però voleva spingersi un po' oltre, perché aveva capito, voleva fare anche rinascere un po' questo Veneto, l'industria, quindi si è lanciato con i mattoni. E poi anche nei mattoni, anche lì ha detto ma perché no qualcosa per la casa, e allora un po' alla volta ha creato questa cosa che era però rimasta un po' nel limbo, e poi ha pensato che mio papà fosse dei due fratelli quello che forse più era quello, aveva più la vena, diciamo, imprenditoriale, e ha dato a lui questo testamento e gli ha detto tu ti lascio l'azienda, e lui non sapeva, in realtà non sapeva molto del prodotto. Però, che poi ti ritrovi anche con queste eredità, che sono eredità pesanti, e non puoi dire di no. Tu magari avresti voglia di fare altro, cioè per dire che nelle famiglie dove ci sono le aziende non è proprio così scontato che sia tutto bellissimo, perché hai delle responsabilità. Infatti è stato un testimone, insomma, abbastanza forte da prendere in mano, e mia mamma dice sempre che mio papà poco sapeva di tutto quello che è il caolino, però lui studiava di notte, perché lui probabilmente aveva una forma mentis dinamica, quindi le sfide le accettava e le viveva, e devo dire anche con successo. Certamente sempre comunque ci sarà stato, anche lui avrà incontrato le difficoltà, perché poi comunque sono immateriali, però è riuscito passo passo a creare quello che ha creato, quindi
però sempre con caparbietà e impegno. Quindi quella questo è severità stato, che aveva era un po' la sì, cifra vincente. d'autodisciplina, anche pretendeva, ma sapeva anche dare e ottenere magari anche dei risultati, perché ci vuole anche carisma. Sì, risultati, sì, perché forse riusciva, come parlavi delle risorse umane, forse riusciva anche a capire le persone e quello che loro potevano dare in quel momento e in quella situazione, quindi è importante perché ognuno di noi ha una predisposizione, però non tutti sono disposti a capire qual è la mettere la persona giusta al posto giusto per valorizzarla. Questo è importante, perché quindi lui era e severo, fa la differenza poi alla fine. Certo, perché secondo me la risorsa umana è importantissima, lo insostituibile. era e lo è e lo sarà. E adesso la stiamo un po' riscoprendo dopo gli anni, no, della ipertecnologia. Ci stiamo rendendo conto che se non dai valore all'essere umano non ottieni risultati anche in termini umani, perché non è che la produttività deve essere abbinata però anche all'umanità, altrimenti la vita diventa qualcosa che insomma molto molto arida. E forse la crisi economica, non so se voi siete d'accordo, ha aiutato a fermarci un attimo, a fare una riflessione alla riscoperta dell'humanitas. Passo indietro verso la persona. Ricostruendo appunto la storia di tuo nonno, che cosa hai trovato che non ti aspettavi, che non immaginavi? Ma sicuramente tanti aneddoti bellissimi, quindi ho scoperto per esempio come, non so, io ho ancora dei piatti in casa, cioè proprio uno tipo un singolo, tipo con la Mulino Bianco, della Mulino Bianco ho scoperto che avevamo fatto una campagna per la raccolta punti, che in tantissime case poi ancora di amici ci sono, piuttosto che queste collaborazioni. È vero, ricordi vivi. Sì, bellissime, sì, con la Walt Disney per dire, e poi anche, non lo so, dove la casa al mare dove io sono cresciuta e nata, ho scoperto che per esempio era usata cioè è stata costruita proprio dove andavano tutti i dipendenti per le vacanze, quindi veniva data proprio per un periodo di vacanza, e dove facevano impresa sociale. Sì. Abbiamo questo grandissimo condominio di quasi un centinaio di unità che all'inizio era proprio dedicato a casa vacanze, io non lo sapevo, adesso sono tutti appartamenti e così è stato bello, piuttosto che i ritiri delle squadre che venivano fatte lì, o che per esempio durante la Formula 1 quando c'erano i Gran Premi noi giravamo con il cuoco che faceva la pasta in tutto il mondo, è venuto infatti alla presentazione a raccontare questo aneddoto bellissimo. Insomma, comunque sì, sono cose che adesso magari veramente fanno sorridere, piuttosto che i custodi che sono stati una vita nella casa a custodire la ceramica, c'era proprio la casa dei custodi nell'azienda, piuttosto che tantissimi aneddoti belli. Cioè, abbiamo avuto un collegamento con uno dei piloti, Andrea De Anamic, che è stato il nostro pilota della Formula 1, che è stato in collegamento durante, ha raccontato insomma come è stato anche l'incontro iniziale, quindi quanto Giulio, comunque il nonno, pretendesse anche lì, cioè voleva ottenere risultati piuttosto che gli ex allenatori del basket. Cioè, ho scoperto tutti questi piccoli aneddoti che veramente sono stati molto belli, molto forti, perché poi proprio sentiti, e questa è la cosa più bella, come diceva la zia prima, persone che dicono no, ma volevo dire anche questo, volevo raccontare, perché proprio sì, è stato così un po' nello scrivere il libro, ma anche nel tutto dopo. Sarebbe adesso da scrivere quasi una seconda edizione. Mi anticipi la domanda che volevo fare a Valeria, proprio questo, no? Tu che hai vissuto fino a ragazzina questi tempi, poi c'è stato un dopo dove protagonista è diventata tua mamma, no? Sì. Perché l'azienda è andata avanti. Sì, e che tipo di evoluzione c'è stata anche sulle basi di questo apporto di Papa Giulio? Ma è stata anche per lei un'eredità bella, però difficile, impegnativa, perché come ti dicevo il papà non portava mai l'azienda in casa, quindi lei sì, sapeva ma non sapeva in realtà come veniva. Però l'ha presa lei in mano, non ha delegato un manager. No, è stata bravissima e
e credo con l'aiuto anche di chi aveva comunque vicino, perché comunque chi le voleva bene l'ha aiutata, pertanto ha fatto anche cose, diciamo, proprio è andata in evoluzione, perché ha avuto dei designer diversi, tra sì, cui che quelli Giugiaro, erano tempi in cui una donna non è che fosse considerata, no, per cui evidentemente c'erano delle persone che avevano stima e rispetto e non hanno cercato, insomma, di toglierle la gestione dell'azienda. Poi sicuramente anche tua mamma, credo che per essere la moglie di tuo papà avesse, come dire, no? un bel carattere, sicuramente poi aveva un bel cipiglio, ce l'ha tuttora. Non è un luogo comune, quindi, che sempre dietro a un grande uomo c'è una grande donna. No, sicuramente, sicuramente. All'epoca c'era ancora, no, un distinguo uomo-donna inevitabilmente, quindi... Poi noi eravamo piccole, quindi non poteva contare su di noi più di tanto, perché comunque quindi era proprio sola. Però non si sentiva sola, perché come dico aveva queste persone che le hanno voluto bene, ha fatto tante cose anche lei, e poi insomma poi le cose sono andate come sono andate, però perché poi, come dici tu, c'è l'evoluzione, quindi alla fine... però devo dire che nonostante tutto questi ricordi fanno capire che sia lei che il papà prima e lei dopo, comunque c'è stata una continuazione. Quando è stato importante raccontare la storia della Pagnossin, anche per ristabilire un po' di verità? Ma io credo che in realtà la verità si conoscesse già, certo purtroppo, e quindi diciamo più che stabilire la verità, dare un po' di tornare a dare la luce. Io la vivo così, perché comunque purtroppo l'evoluzione è stata drammatica, è stata proprio triste, perché comunque vedere quell'immobile chiuso, un bel immobile perché poi è in un che punto, è un simbolo poi del territorio, punto strategico, perché comunque è in una via veramente molto frequentata, e quindi oltre al fatto di essere in un territorio dove praticamente tutti attorno hanno vissuto grazie a quell'azienda, quindi comunque era sicuramente una, secondo me, tristezza per molti, quindi il fatto di aver ridato proprio luce, io la vedo così, non è che alla fine è andata come è andata, e si sa alla fine, purtroppo siamo stati anche, devo dire, sfortunati, perché la persona a cui mia nonna si era affidata e aveva messo in mano l'azienda, purtroppo si è ammalato anche lui, quindi lì siamo stata una serie di situazioni che hanno portato poi alla fine che c'è stata. Poi anche il sistema che è cambiato, si diceva prima, no? Dagli industriali si è passato ad un'impresa di altro genere, c'è stata anche una rivoluzione, no? Ma anche nei macchinari, proprio nelle dimensioni, perché comunque è un'azienda che, se tu vai adesso, che noi l'abbiamo vista dopo, quando l'hanno così riaperta, l'abbiamo vista, è enorme, ha delle dimensioni che oggi come oggi probabilmente richiederebbe un intervento diverso. Proprio c'è poi c'è una storia che poi bisogna... C'è un'archeologia industriale, quindi c'è... Però te ne rendi conto cosa? Dopo, quando maturi, tu dici noi abbiamo la stessa età, quando maturi poi prendi coscienza di tante cose. Ma questo è bello, è bello. Quindi Giulia Maria, non avere fretta di... No, infatti. Piano piano poi si arriva poi a un'età in cui si ha quella serenità, della consapevolezza, che è davvero un bene prezioso, però bisogna fare il percorso. Sì, sicuramente. E bisogna farlo con... Prima parlavi di istinto, di impulsività, di passione. Sono credo delle tappe obbligate per poi arrivare a quello stato, no, di consapevolezza. Siamo in chiusura. A tutte e due, se doveste definire nonno Giulio, papà Giulio con un aggettivo, con un'espressione, iniziamo con Giulia Maria. Unico. Semplicemente unico, credo, perché non penso ci possano essere altri Giulio, sicuramente vicini a me, nel senso che comunque e comunque con un po' di rammarico per non averlo potuto conoscere, perché sicuramente insieme avremmo potuto fare delle belle cose. È bella questa emozione dei nipoti che non hanno conosciuto il nonno. E tu invece, Valeria, cosa? Lui era mio papà. E credo che questa sia la definizione più bella. Sì, era mio papà, perché non lo ricorderei in maniera diversa. Bene, io ringrazio Giulia Maria e Valeria per questa
questo bel racconto, il signor Giulio di Prando Prandi, Antiga Edizione, per così conoscere un industriale che ha fatto indubbiamente la storia del Veneto, di Treviso, ma anche del nostro paese. Torniamo domani mattina con 7 in punto. Grazie, arrivederci.